andiamo a prendere un po' di pioggia in Toscana. Il CP ha imparato il suo posto. Che bello il tuo posto, che bello, che bello. Oh, Italia, sono con l'Alessia e è più, come dire, sì, anche con parole mie, è più una vacanza relax, cioè me la godo appieno. Credo che farò pochi video, cioè nel senso che a me piace tanto fare i video, no? Però spesso li faccio anche per te, insomma, perché ti faccio vedere le cose, ti inquadro, ti spiego. Qua invece diciamo vedo tutto e dopo vabbè farò più che altro tante foto, insomma, perché mi piace anche far foto con questa macchinetta. E qua siamo nell'area camper di Comano, vedi dove c'è quel camperino là dove mi mettevo io, che hai l'area, diciamo, una piccola area picnic, il torrente eccetera. Mamma mia che faccia sonno, è prima mattina, dai! E là c'è il mio pulmino parcheggiato coi pulmini, sì, non posso neanche sorridere perché col dente che si stacca un'altra volta, c'è una roba incredibile sto dente. E siamo al, cos'è, tipo 3 settembre, no? Quel periodo, adesso non so quando vedrai i video, no, perché ci sono quelli dei Balcani prima, quindi diciamo che è quel periodo di fine estate dove le temperature sono andate giù di brutto e in teoria pioverà un casino. Noi dobbiamo andare sotto Perugia e sotto Siena a vedere sostanzialmente solo castelli, tra cui uno su un lago, non mi ricordo come cavolo si chiamava, te lo dirò, che ci arrivi con la barchetta, c'è il castello, molto carino. E poi per ultimo Montiriggioni, che c'ero già stato, però insomma ci teneva a vederlo anche l'Alessia, perché è bello più che altro dove dormi, perché è tutta la vallata con le colline, i cavalli, capito, dall'altra parte del castello, è molto bello. Mi dispiace non avergli dato l'antirombo completamente, cioè sotto ho dato l'antiruggine dappertutto, quindi comunque non succede nulla di nulla, però insomma era bello, no, averlo con l'antirombo nuovo, tutto quanto. Manca tipo un terzo di camper da dargli con l'antirombo. Il resto ho fatto anche molto bene, insomma, nel senso che ci ho abbondato, sì, tra virgolette abbondato, no, Pastrozzi, e l'ho spenellato veramente bene dentro tutti gli angolini piccolini ovunque proprio, quindi vedi il passaruota, sembra uscito di fabbrica. La puntina dell'area sosta di Comano l'avevo già fatta, comunque vedi là, dopo quel camper lì c'è il carico e scarico, non ci sono le colonnine della corrente, che col camper nuovo a me sarebbero anche servite, perché la batteria è praticamente andata, cioè credo che non puoi neanche usarlo d'inverno sto camper, perché non ce la fa a tenere il riscaldamento. Quindi dai, non vedo l'ora di vendere il camper nuovo e il vecchio, che a fine vacanze c'è un ragazzo che l'ha prenotato. E vedi, questa è l'area picnic e vedi dove ci sono tutti quegli alberumi, lì è dove c'era andato con la EMI, col CP. Se ti riguardi la puntina vecchia è una strafigata pazzesca, c'è un ruscello nascosto completamente dagli alberi, è stupendo, ti sembra di essere tipo dentro l'Amazzonia, figata. Ci entri dalla parte destra dell'area carico scarico, vai per di là, vedi proprio che c'è il sentierino, c'è una specie di ponticello, diciamo, con un solo corrimano, quindi se hai bambini tienili a mano ovviamente, e cani al guinzaglio, e dopodiché basta, cioè sarà 4 metri di lunghezza, dopo molli e via, basta, vai tranquillo. Diciamo che sei a 1 chilometro e passa dal paesino, quindi a piedi non è proprio comodissimo, però insomma per dormire così, per farti carico scarico è perfetto, dai. Io pensavo di mettermi qua con sta vista. Ah, siamo a Perugia, non siamo in Toscana, pensate. Il castello dell'Ordine di Malta andiamo a vedere dopo. Aspettiamo che vada via un po' il sole. Purtroppo non ho più il 5,40, mi perdo tutti sti postini tattici. Sono andato a parcheggiare in un parcheggio normalissimo. Purtroppo è così, si sapeva già, dai. CP, digli, facciamo pochi video, però quei pochi, niente, è timido. Ecco, uno dei miei prossimi accessori per il camper. Chi ha un CP può capire, o fai video o tieni il CP. Qua è pieno di cani, a parte in questo momento di tregua che sto registrando, e quindi è tutto un strattonarmi a destra e sinistra, quindi è proprio impossibile. Comunque siamo quasi arrivati, siamo arrivati al castello dei Cavalieri dell'Ordine di Malta. Questa no, questa è una casa. Vedi, all'ingresso c'è sto parchetto. Dopo qui c'è il castello. No, sto facendo delle puntine fatte proprio da culo, proprio non è stile. Perché ragazzo non ho tempo, o seguo gli altri o faccio i video, quindi porta pazienza, dai. Farò 2 o 3 foto, quelle sì che voglio di farle, le metto nel gruppo. Però video, adesso vediamo che succede. Certo che Castello dell'Ordine di Malta faceva un effetto, leggere Castello di Magione, vendita diretta vino, se n'altra. Va bene, dai, entriamo, vediamo. Qua vedi, hanno i parcheggi ancestrali.
Bello, bello, accidenti, che roba. Che storie, vai, bilancia l'esposizione, che storiazze. Ara qua i botti di vin, vedi? Con tutte robe tipiche umbre, tipo gli archetti umbri, il tetto umbro, il piccio là, vedi in fondo, no? Quello là, questo, patacari piccandui umbro, e via. No, e via le toscano, ma guarda che silhouette, ara, yeah. Eh sì, è un bel castello. Di solito ti pensavo la musichetta, tutte le robe fighe, tutti i slow motion che facevano così, così. E invece no, stavolta alla cazzo così, te curi il castello così. Porta pazienza. Anzi no, meglio che ti pinci un po' di musichetta perché sennò qua non si combina niente. Diciamo che mi aspettavo meglio, nel senso che credevo fosse un castello da visitare, no? Cioè un castello dove potevi andare dentro, nelle stanze, nelle mura, eccetera, eccetera. In realtà no, è praticamente una cantina, no? Quindi ciò non è un problema perché comunque nel lago, il lago Transimeno, dove c'è quell'altro castello che andremo a vedere, aspetta forse devo guardare qua, e che ci si arriva con la barchetta, bella figata. Quindi sì, ti faccio giusto 2 o 3 scene di musichetta oppure le ho già fatte e via. Ok, dopo essermi confrontato con Alessia, siamo a, e che ne so, provincia di Perugia, e io sono in un ufficio per bambini che ho trovato in questo... 20 km da Perugia! Ah, a 20 km, vabbè, ma siamo in provincia di Perugia, mi dicono alla regia che comunque siamo a 20 km da Perugia, siamo ai bordi del lago Transimeno, oppure sulle coste del lago... Transimeno, sì, perché dopo mi coglionano. Transimeno! Transimeno, ok? Quindi transi e robe, tipo transe e scoasse, ma meno, quindi una roba del genere, deve esserci una storia sotto con le scoasse su sto coso qua che è metà fa basta. Ti piace il nostro ufficio, Amy? Un bel ufficio? Un po' strettino, vabbè, insomma la tavola è quel che è, la dinetta qua dell'ufficio, però insomma dai. Guarda, è dentro queste antiche caverne che possiamo scovare gli antichi graffiti dei teenager locali umbri. Se non facevo la Piero Angelata non ero contento. Va bene, poi qui sotto al castello gli strumenti per la mia gioventù, per esercitare la mia gioventù. Mentre i vecchi possono guardare le colline dietro, no? Dire wow, guarda che silhouette, che luci qua e là. Ma roba da vecchi, dai, va sull'altalena. Vedi, anche l'Alessia allena la sua gioventù, è che adesso sapeva di essere ripresa e scesa. Qualcuno gira per le emergenze con la foglia di fico. Mi metti le cose, dov'è? Sì, metti che sta male. Su per il mio deretano. Sei stanca? Sei un cipi stanco? Un cipinato stanco? Non so, guarda che faccia. Non ho portato neanche il microfono col pelo, quindi se c'è vento viene fuori un disastro, perché Singano è un disastro anche lui, è una roba incredibile, e che d'altronde sai, siamo venuti col camper nuovo, e de gay, roba che cadeva di continuo, non ti dico, là c'è a rivedere un casino, il discorso mensole, armadi, è una roba indecente. Poi digli CP, sì, difatti,
La batteria servizi che non dura praticamente neanche per la pompa dell'acqua e le luci, quindi figurati abitarci d'inverno con riscaldamento. Lo so. Sì, no, non rimanerci male, Cipi, non rimanerci male. Sono cose della vita. Tanto adesso in teoria la prossima settimana abbiamo venduto il camper. Abbiamo due che ce l'hanno confermato al 100%, quindi insomma o è uno o è l'altro. E coi soldini adesso vediamo che c'è un installatore che sembra bravo, famoso, quindi credo che forse, perché è in Sud Italia tipo, adesso non mi ricordo di preciso dove, quindi credo che magari appena ho voglia vado a farmi il giretto e vado da lui, che così mi faccio fare l'impianto a lui. È uno che fa robe, mi sembra, molto serie, quindi a pelle diciamo mi verrebbe andare da lui. E dopodiché il frigo, che sarà la roba più strong secondo me, cioè sia come costi che come fatica. Vero CP? Te non te ne frega niente, perché tanto le tue pappe non vanno in frigo di solito, a parte quando ti prendo il macinato, vabbè, ma insomma, ma per resto comunque ti insegna a capire cosa serve, cosa non serve, cosa va e cosa non va. Quindi insomma, confermato tante robette da farci, ma soprattutto a vedere il discorso cassetti è una roba incredibile. Io là credo aver deciso che quando cambierò il frigo, che al posto del vecchio frigo non ci sarà più niente, la metterò 6-7 cassetti per la roba, perché sennò non mi muovo. Porco cane, è drammatici, forte qua, ah, che roba!